La SEA Paragona sarà reintegrata d'ufficio nel campionato di Serie B1 in qualità di migliore seconda. La notizia diventerà ufficiale tra qualche giorno, non appena la Federazione Italiana Pallavolo inizierà ad abbozzare i primi 4 gironi di B1. La SEA Paragona sarà quindi ripescata come migliore seconda di tutti i girone B2. A dichiararlo il presidente Nino Di Giacomo, che in una nota stampa scrive: è nel mio stile uscire allo scoperto, dire le cose come stanno e vi assicuro che il nostro progetto sarà vincente e metteremo su una squadra per cercare di raggiungere la Serie A2. Non vi nascondo che grande è stata la delusione dopo aver disputato un grande campionato. La rabbia ha avuto il sopravvento ed in sala stampa mi sono lasciato andare ad alcune considerazioni poco felici, dettate dallo sconforto per aver perso sul campo la promozione in Serie B1 e dei tanti sacrifici che la società ha compiuto con il supporto di tanti sponsor che hanno sposato il nostro progetto. Chiedo scusa a tutti, dice ancora Nino Di Giacomo, per le parole dure che ho letto e che ho detto in conferenza stampa. Ringrazio la squadra per la splendida stagione e per le tante emozioni che ci ha regalato partita dopo partita. È stata una stagione agonistica lunga e sfortunata a causa dei tanti infortuni patiti dalle giocatrici. Bisogna adesso voltare pagina e tornare più forti di prima. Un grazie di cuore ai tifosi che hanno triplicato il loro affetto e il calore nei confronti delle ragazze. È stato meraviglioso rivedere il glorioso Palasport Pippo Nicosia di Agrigento stracolmo di spettatori. Vi annuncio già da adesso di aver raggiunto l'accordo con Paolo Collavini, che continuerà ad essere l'allenatore della SEA Paragona per un altro anno. Gli ho rinnovato stima e fiducia per continuare il percorso intrapreso con altre soddisfazioni. Sarà ancora Collavini il nostro allenatore e avrà carta bianca sulla costruzione della squadra. Collavini ha già sentito tutte le ragazze e tutte avrebbero manifestato l'intenzione di continuare ad indossare la maglia della SEAP Aragona. Adesso valuteremo il da farsi per la prossima stagione, che ci vedrà ancora una volta protagonisti nel campionato di Serie B1.